Giovedì 9 maggio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani bellunesi. Incominciamo con l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda il futuro della montagna bellunese. Montagna, riparte la legge. Risale al 1994 l'ultimo provvedimento governativo organico in materia. Da allora la provincia ha perso più di 14.000 abitanti. Al Senato 3 disegni normativi, al bellunese andrebbero 200 milioni contro lo spopolamento. Ogni anno da 30 anni la provincia di Belluno, che è tutta zona di montagna, si è vista cancellare un paese grande come Selva di Cadore, ossia dal 1994, quando veniva approvata in Parlamento l'ultima legge organica sulla montagna della Repubblica Italiana. Ora la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha preso in esame 3 disegni di legge che hanno l'obiettivo di riformarla, quelli del ministro Calderoli, dell'ex ministro Gelmini e dell'onorevole Borghi. Il Senato avvia le audizioni e UNCEM, come assicura il presidente Marco Bussone, che è l'Unione Nazionale delle Unioni Montane, è pronto a lavorare sui testi. Plaudono anche Confindustria e Artigiani. L'approfondimento di Dalmas lo troveremo a pagina 16. Notizia invece che interessa il Veneto, precisamente Venezia. Mose stressato, troppe aperture, Ca' Foscari indica quota 130. Il progressivo innalzamento del livello dell'Adriatico mette Venezia davanti a un dilemma: a quale quota di marea sollevare il Mose? Ora siamo a 110 cm sul medio mare, quota che verrà superata sempre più frequente con grave stress per le dighe mobili. Foto di copertina: il debuttante della Polti Cometa ha sfiorato ieri una clamorosa vittoria nella Genova-Lucca ed è un bellunese straordinario, Pietro Bon, sul podio al Giro d'Italia. Il ciclista cadorino, secondo da sinistra in questo scatto per chi ci sta guardando da Facebook, è arrivato alle spalle del francese Thomas e del danese Valgren. Nelle cronache, San Gregorio nelle Alpi, fuga di gas ed esplosione, un anziano ustionato grave. Anziano ustionato dall'esplosione nella sua casa avvenuta in una frazione del comune di San Gregorio nelle Alpi. L'approfondimento lo troveremo a pagina 22. Politica, aumenta la tensione, provincia, anche i civici rifiutano le deleghe, si aggravano i problemi di Padrin, presidente della provincia di Belluno. E il Corriere delle Alpi ricorda che mancano 638 giorni alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Alpini, vigilia dell'appuntamento a Vicenza, Poncato, mezzo secolo di adunate. Oltre 50 adunate degli alpini, lui che tra le penne nere ha fatto la naia. Cesare Poncato sarà a Vicenza per la 95esima manifestazione. L'esperto alpino di Ponte, già membro del Consiglio nazionale ANA, si racconta e parla della leva. Ripristinare la naia? L'ANA continua a insistere: io sono d'accordo, è una fase della crescita, una fetta dell'evoluzione che servirebbe a tanti giovani che non hanno il senso del dovere o il rispetto dell'autorità. L'approfondimento di Corrà lo troveremo a pagina 19. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano ci porta a San Gregorio nelle Alpi. Esplode la casa, salvato dal vicino San Gregorio a fiamme dopo una fuga di gas. Un 79enne grave ricoverato al reparto Grandi Ostioni di Padova. Il vicino supera la barriera di fuoco e fumo e lo trascina fuori. Dovevo soccorrerlo, si fa così e basta. Edificio sotto sequestro. Erano le 7:15 di ieri quando i pochi residenti del borgo di Fumac di San Gregorio nelle Alpi hanno udito uno scoppio assordante. Quello che era successo a 2 degli edifici col piole in legno sarebbe potuto costare la vita a un uomo, Giovanni Andric, pensionato di 79 anni, ora in prognosi riservata all'ospedale di Padova nel reparto Grandi Ostionati. Remo Bellus non ci ha pensato un attimo, è entrato in casa, nella casa del vicino, superando le fiamme e il fumo, e l'ha trascinato fuori. Sono entrato per soccorrere una persona, si fa così e basta. La casa, che risale al 1818, è sotto sequestro. L'approfondimento lo troveremo a pagina 2 e a pagina 3 a firma di Vecceglio. La foto di copertina è identica come notizia a quella riportata dal Corriere delle Alpi. Giro bellunese sul podio quasi 60 anni dopo Nap. Pietro Bon terzo, ripreso a 100 metri dal traguardo. L'approfondimento lo troveremo a pagina 14 a firma di Valerio.
Provincia, richiamo anche dal Gazzettino, da parte del Gazzettino di Belluno, alla crisi politica. Padrini insiste: ho coinvolto tutte le forze politiche. E ancora Feltrino, una sola donna fra 10 candidati. Una sola donna candidata a sindaco nel Feltrino. A Serene è stata ufficializzata Futuro Comune, lista che proporrà alla corsa per fascia tricolore Tania Santi, che se la vedrà con Dario Scopel, scongiurando così il pericolo quorum. Tra i 5 comuni feltrini è l'unica donna in corsa. Ad Arsi ci sono 3 maschi, a Settiville 2 come a Santa Giustina, a Pedavena uno solo, l'altro a Serene. Scarton, l'articolo a firma, a pagina 9. 70 cantieri olimpici, allarme per il traffico, l'approfondimento di Dibona lo troveremo a pagina 13. Selva di Cadore, nuovi servizi per famiglie e bambini, prende forma la nuova ludoteca. Comune di Selva di Cadore in prima linea a favore di bambini e famiglie, l'approfondimento di Gabrieli a pagina 11. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno Sport, motori in Trentino, la cronoscalata, il ruggito vincente della Leone di mezza casa. Calcio Serie D, Campodarsego in vista, Tardivo suona la carica per la Dolomiti. E ancora l'allarme, legge sulla montagna in Senato, perdiamo 100 abitanti al mese. L'articolo a firma di Federica Fanta lo troveremo a pagina 5. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. La notizia in primo piano ci porta a San Gregorio nelle Alpi. Ecco lo scatto che fa vedere i vigili del fuoco in azione, e sul retro ovviamente la casa completamente distrutta, devastata da questa esplosione dovuta a una bombola del gas. Il dramma di San Gregorio, questo è il titolo: andava a fuoco tutto, sono entrato lo stesso. Dalla stalla Remo ha sentito l'esplosione ed è accorso a salvare il vicino 79enne, l'ha trascinato fuori dall'abitazione in fiamme e lo ha affidato ai medici del SUEM. Erano le 7:15 di ieri quando i pochi residenti del borgo di Fumac, una pacifica contrada di San Gregorio nelle Alpi circondata da prati e macchie boschive, hanno percepito uno scoppio assordante. Non tutti, intenti a prepararsi la colazione o a svolgere le prime menzioni domestiche, si sono allarmati subito. All'inizio non ci abbiamo fatto caso, ci capita di sentire al mattino i colpi di fucile dei cacciatori che da quassù si propagano verso valle, spiegano 2 di loro. Ma quello che era successo al Civico 16 e più precisamente a 2 degli edifici Colpiol in legno sarebbe potuto costare la vita a un uomo, Giovanni Andric, pensionato di 69 anni, ora in prognosi riservata all'ospedale di Padova nel reparto grandi ustionati. Remo Belus, che ha una stalla nelle vicinanze, non ci ha pensato un attimo. Dopo l'esplosione è entrato a casa del vicino superando le fiamme e il fumo sotto una cornice di travi ardenti lo ha raggiunto. Giovanni era ancora sul divano, forse stordito dall'esplosione, con varie ferite sanguinanti e parti del corpo ustionate. Remo energicamente l'ha afferrato e l'ha trascinato fuori nel piazzale antistante, cercando di prestargli aiuto come poteva. Poco dopo tutta la via si è accorta dell'incidente e in aiuto sono arrivati altri 2 uomini, il nipote di Andric e il figlio di Possamai, che abitano proprio accanto al caseggiato in questione. Sono questi ultimi a descriverci la scena vissuta stamattina. Il nostro figlio si è precipitato fuori per dare una mano, qualcuno aveva già chiamato i soccorsi e Giovanni, il proprietario di quella casa, era fuori a terra nel piazzale. Vicino a lui c'era Remo, che da quanto abbiamo capito finora l'ha portato fuori da quell'inferno. Il 115 è intervenuto in forza raggiungendo la località isolata dal distaccamento di Feltre e dalla centrale di Belluno, chiamando in aiuto anche i volontari di Feltre e l'autogru. L'ho trovato sul divano di casa, stordito dal fumo, e l'ho trascinato nel piazzale. Era cosciente, questa è la testimonianza di Remo Belus, il 79enne soccorso dal SUEM e dai vigili del fuoco, poi egli trasportato all'UOC di Padova, ora ricoverato in gravi condizioni. L'abitazione distrutta aveva oltre 2 secoli, ora è sotto sequestro, fuga di gas tra le probabili cause, ma manca l'innesco, oltre 10 ore di lavoro per i vigili del fuoco sul tetto e in casa. Il caseggiato interessato dall'esplosione, adiacente a una stalla e un altro edificio più recente, avrebbe anche una rilevanza storica, risalirebbe infatti al 1818, come riporta una targa fissa al sottotetto che ne indica anche una data, die 19 apr. Il pensionato, originario del paese, vi abitava da tanti anni da solo. Dopo l'esplosione che ha abbattuto anche i serramenti, il tetto ha ceduto, collassando in parte su se stesso, come si può vedere da questo scatto. Andiamo a pagina 5, politica in provincia, Maretta, deleghe rifiutate, nessun passo indietro. L'ora della verità scatterà martedì in commissione, il numero 1 di Palazzo Piloni. Dobbiamo confrontarci, 2 fronti restano divisi, da una parte il centrosinistra all'opposizione, dall'altra Padrin. Io ho coinvolto tutti, questa è la sua dichiarazione. Il presidente va avanti dritto, in questo momento non voglio prendere in considerazione alcuna alternativa.
E a proposito di provincia montagna, disegno di legge montagna a cui perdiamo 100 abitanti ogni mese, fate presto, soddisfazione della Presidente di Confindustria e di De Pellegrin dopo il via all'iter della norma in Senato, notizia di cui abbiamo dato spazio leggendo l'incip nella prima pagina del Corriere delle Alpi. Economia, questa è la provincia più internazionalizzata d'Italia, l'analisi degli esperti nel convegno ieri in Camera di Commercio, un primato per effetto di Luxottica. Trasporto in crisi, Dolomiti Bus lontani i livelli pre-Covid, l'azienda chiude in pareggio con un giro d'affari di 26 milioni ma ha registrato un meno 15% di passeggeri rispetto al 2019. Ora le sfide sono la sostenibilità e reperire nuovo personale, avremo una flotta completamente green a partire dal 2025. Il presidente Biasotto nei prossimi mesi partirà il servizio a chiamata con percorsi e orari flessibili. Il caso, quell'evento propaganda in diretta, la spiegazione del comune alle locandine negate al professor De Mattè, lui replica, mi hanno subito detto di no. E ancora BIM, nasce la comunità energetica, diamo un futuro alla montagna. Passiamo invece adesso a pagina 7, Feltre, nuove stanze del fine vita dedicate anche ai parenti. La prima struttura ad essere inaugurata si trova alla casa Padre Colbe di Piedavena, verranno dotate anche della stanza per i congiunti di cucina e di bagno. Notizia di spalle sempre da Feltre, famiglia Villani, 40 anni nella ristorazione, fondata da Alfonso, ora nelle mani di moglie e figlie. È un'impresa vincente che è in grado di continuare la tradizione dell'ospitalità. Continuiamo con pagina 9, politica, si rende il Grappa, Tania, unica feltrina candidato sindaco. L'8 e il 9 giugno tra i 5 comuni alle urne pronti al rinnovo dell'amministrazione è la sola donna in corsa con 9 uomini. Sfiderà l'uscente Dario Scopelle ad evitare il rischio che arrivi il commissario se dovesse mancare il quorum. Santa Giustina, impegniamoci per Santa Giustina, un logo che rappresenta il paese. Impegniamoci per Santa Giustina è il gruppo che nelle prossime amministrative correrà a sostegno del sindaco uscente Ivan Minella, reso ufficiale nelle scorse ore il logo identificativo. E ancora politica amministrativa, siamo nel comune di Limana, per il sindaco ora è corsa a 4, ha svelato le carte ieri presentando la sua squadra. Marta Piccinotti del centro-sinistra oggi toccherà a De Zanet, Michele Talo ha già reso nota la compagine mentre Martino Fogliato mantiene ancora segreti i propri nomi. Sedico, primavera in fiera, pronto un intenso calendario artigianato, fiori e cultura, gli appuntamenti interessano sia il centro che le frazioni, attenzione alla storia. Al pago Cava di Col de Vie, prorogate l'autorizzazione a estrarre, il consorzio ricorda è stata scavata una quantità inferiore al previsto, il comune chiede un parere legale. Siamo a pagina 11, Selva di Cadore, servizi carenti, il comune vuole invertire la rotta, arriva la ludoteca, verrà illustrato oggi in un incontro pubblico il progetto che punta a favorire le giovani coppie con figli piccoli. Livinallongo del Col di Lana, Seggiovia Monte di Ornella Padona, dalla provincia via libera al progetto. Pieve di Cadore, Lions Ganem alla guida del distretto. E ancora da Domegge, ragazzi del doposcuola in vista alla centrale di Falco. Siamo a Cortina con pagina 13 del Gazzettino di Belluno, caos cantieri, comune in allarme, previste 70 opere edilizie e di viabilità legate ai Giochi 2026, al traffico di camion e pendolari si sommerà quello turistico in vista un incontro tra il sindaco e l'amministratore delegato di Simico Saldini per trovare una soluzione, preoccupata la minoranza. Sappada, quorum unico avversario del Cadorino de Zordo nella corsa al municipio. Ancora a Santo Stefano, siamo in Comelico, Carnica senza pace, canaletta da rifare, torna il semaforo. Queste quindi le notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso invece all'edizione del Corriere delle Alpi. La prima notizia riferita al bellunese la troviamo a pagina 16 e riguarda l'iter della legge sulla montagna. Confindustria, bene ma facciamo presto. Da Uncemp la conferma che non potrà essere varata entro la fine dell'anno. Gli artigiani per noi è fondamentale. La presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Berton, non vogliamo favoritismi ma condizioni simili alla pianura. Siamo a pagina 17, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, Dolomiti Bus, conti in ordine, padrini Investiscuola confermato. Prossimo l'avvio del trasporto a chiamata, in arrivo 9 autisti.
Notizia della provincia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno e adesso invece in vista della Dunata Nazionale ANA in programma questo sabato e domenica a Vicenza, a Poncato, Mister 50 Dunate, la Naia va ripristinata. L'esperto alpino di Ponte nelle Alpi ha anche fatto parte del Consiglio Nazionale dell'ANA. Domenica sarà al raduno di Vicenza e sempre un'emozione sfilare La mia prima fu a Brescia. L'intervista a firma di Marcella Corrà vi aspetta a pagina 19. Capitali stranieri, risorsa per il territorio, convegno in Camera di Commercio, l'economista Crescenzi sono necessari per creare attività ad alto valore aggiunto. E continuiamo con l'evento che vedrà protagonista il capoluogo questa domenica, giochi, equilibristi, clown e spettacoli, torna la festa di Belluno Balocchi. Domenica in centro storico la 17ª edizione della Kermesse per i bambini organizzata dall'associazione Pomi Dottone. Sempre dal capoluogo altre due notizie, il vecchio muro a secco sarà ricostruito con il progetto di Cipra e ancora in Piazza Martiri sabato regalo per le mamme pensato dal consorzio turistico. Siamo a pagina 22, ecco la notizia che ci porta a San Gregoro nelle Alpi, già approfondita con la lettura del Gazzettino di Belluno. Fuga di gas scatena un'esplosione in casa, in prognosi riservata l'anziano ustionato. È uscito da solo dopo il boato, ho cercato di pulirgli il viso. Il ferito è stato aiutato dai vicini mentre venivano chiamati i soccorsi, quindi due notizie differenti trovate dal Gazzettino e dal Corriere delle Alpi. Feltre colpisce un carabiniere in stazione, arrestato, l'uomo presenza fissa in zona, ha reagito a un controllo della pattuglia con una gomitata che ha colpito un militare. Feltre 700 euro di premio medio a Vindendum e ancora il processo, estraneo minaccia il padrone di casa, l'accusa diventa rapina impropria. Siamo a Serena Grappa, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo quindi con Borgo Valbelluna, Villa di Villa, attacco della minoranza sulla nuova viabilità. Dell'Asen è stato fatto tutto senza informare nessuno, gli interventi incideranno tanto sulla vita della comunità. Sospirollo, giornata ecologica sul Cordevole, cacciatori senza fucili per una volta si armano di sacchi e ramazze. E continuiamo con Arabba, Seggiovia Monti Ornella Padone, il nuovo impianto già in inverno. Ospitale Santin, fine degli indugi, si ricandida a sindaco. E continuiamo con pagina 27, Lucchetta in corsa per la quarta fascia tricolore, il sindaco uscente, nessuno ha voluto prendere il mio posto, ma ai miei ho detto che questa è davvero l'ultima volta. Rispetto alle elezioni 2019 non ci sarà la lista civetta anti-commissariamento. Falcade, niente spalti da 600 posti per il ritiro del Venezia, Valt non si fa in tempo. E continuiamo con Cortina, verso Milano Cortina 2026, cade il verso, trema per la nuova viabilità, il progetto genera sempre più timori. Straga larga appena 6,5 metri senza marciapiede e con pendenza del 15%, quando la normativa la limita massimo a 10. Santo Stefano, Galleria del Comerico e Conti, Comis ha due priorità in testa. L'unico candidato per ora in corsa per la poltrona di sindaco scopre le carte e promette anche un impegno forte sui temi del sociale, del lavoro e della sanità. Guida una lista civica sostenuta dall'esterno, da parte della sinistra e da Alessandra Buzzo. La Dins de Soromonte, debutto in regione per la neofederazione, e ancora San Vito, sezione CAI De Vido confermato presidente, in aumento i soci. Dalla rubrica Cultura e Società, prima nazionale, Balasso nella cripta. Sabato a Gorizia debutta lo spettacolo tratto da Joseph Roth, apre la trilogia Inabili alla morte, commissionata a Mittelfest per Go 2025. Dalla rubrica Giorno e Notte, Franco De Poli, batterista quasi per caso, la musica dal vivo è emozione pura, protagonista con tante band per oltre 5 decenni, ha anche dato vita con altri soci e amici a Radio Valbelluna. E adesso lo sport e calcio Serie D, Capitan Pablo Perez punta alla Serie C, con la Dolomiti ci andremo in 2 anni. Domenica semifinale playoff da ex contro il Campo d'Arsego, credo nell'ambizione della società, qui non manca nulla. Un leader in campo, sono entusiasta e colpito da questo apprezzamento. Calcio terza categoria, Domegge perde la testa, 2 punti di penalità per tesseramento irregolare. Pallavolo Serie 3, coach Colussi ha voglia di riprovarci, pronto a restare, la missione è vincere. Biathlon, la Vierer non appende la carabina, avanti fino alle Olimpiadi di Cortina. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso.
È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.